Hindi.
Oggi sono stato sul Monte Canin attraverso la via ferrata Giulia. Stamattina ho preso la funivia da Sella Nevea. La funivia mi ha portato fino al rifugio Gilberti, circa 1800 metri, e da lì sono partito prima verso Sella Bilapec, dopo attraverso la vecchia mulattiera, diciamo che porta verso Sella Grubbia. L'ho percorsa e a un certo punto ho deviato per la salita al Monte Canin, lato nord, attraverso quello che resta del ghiacciaio e la ferrata Giulia Marmotta. Poi ho percorso la ferrata anche in discesa e adesso, invece di rifare il sentiero verso Sella Bilapec, quello che ho fatto stamattina, sono sceso al Forandal Mus, che è questa, che diciamo viene anche chiamato il giardino carsico del Canin, in quanto è questo avvallamento dove è pieno di forme, di tutte praticamente le forme possibili del carsismo. È una figata assurda, ci sono i campi solcati, doline, inghiottitoi, c'è di tutto. È veramente tipo, vabbè, c'è un po' di erba, quindi diciamo che non è un ambiente lunare, però è veramente assurdo. Qua è pieno di grotte, tra l'altro, è il paradiso degli speleologi. E vabbè, e quindi adesso faccio questo giro e torno su a Sella Bilapec, poi ridiscendo verso il Gilberti e da lì riprendo la funivia anche per rientrare. Oggi va così, ho deciso per il trasporto meccanizzato. Ieri sono stato a fare la ferrata, quella senza confini, quindi oggi un po' le gambe devo dire che rispondono bene, pensavo peggio, però insomma per alleviare un po' la fatica e anche un po' la monotonia, perché il sentiero che fa Sella Nevea Rifugio Gilberti l'ho fatto un paio di volte, non è entusiasmante. Meglio è quello della mulattiera del Povitz, però viene un giro troppo lungo da fare in giornata, cioè troppo lungo, poi è sempre relativo, ma insomma oggi la soluzione funivia era la migliore. Per quanto riguarda la ferrata, molto bella anche questa, più facile della senza confini e forse anche leggermente più corta. Molto attrezzata, riattrezzata da poco, probabilmente il cavo è nuovo, forse anche troppo in certi punti, si può anche fare a meno, però è comoda, è abbastanza appoggiata, ha solo forse un punto proprio molto verticale. È comoda perché siccome non è tanto difficile la si fa in salita e in discesa. È comoda da fare in discesa perché se no bisognerebbe intraprendere un giro eterno passando per la Slovenia, facendo Sella Prevala, oppure c'è altri giri, no, quello è l'unico, perché sennò bisogna fare la ferrata Grasselli, ma è peggio, è meglio fare la Giulia in discesa. Quest'anno è rimasta molta neve dall'inverno, quindi il ghiacciaio è coperto completamente dalla neve e saranno 200 metri di dislivello almeno, tutti su neve. Quest'anno i ramponi servono soprattutto nella parte finale, quando la neve è molto più inclinata, e forse anche la piccozza. Oggi non ce l'avevo, però se ce l'avessi avuta magari sarei sceso, anche se in discesa magari non avrei usato i ramponi, sarei venuto giù un po' più forte. Però quest'anno, con le condizioni di neve che ci sono ancora ad agosto, i ramponi sono serviti. Secondo me servono sempre, poi dopo anche lì va un po' a esperienza, come uno è abituato. Ora mi faccio l'ultimo pezzo qui nel Forandal Mus, vediamo se becco una marmotta, ne sento fischiare ma non ne ho vista, anzi l'ho vista stamattina una. Poi salgo a Sella Bilapec qui davanti, dopo ridiscendo mi fermo al rifugio perché ho un appuntamento con 2 escursionisti con cui oggi insomma siamo saliti quasi assieme attraverso la ferrata e ci beviamo una birretta tutti assieme al Gilberti.
Bene, tra un paio di birrette e una buonissima fetta di strudel mi sono dimenticato di fare la conclusione, per cui recupero adesso in macchina. Il giro molto bello, merita, ti lascerò sotto in descrizione la traccia e qualche link utile per fare il giro, ma anche link sulla zona, qui sulla zona Canin-Sella Nevea, zona molto bella, ti consiglio se hai occasione anche qui di fare un giretto, non è male, non è male. Quindi guarda sotto in descrizione come al solito e ti ringrazio per avermi seguito, spero che anche questo video ti sia piaciuto, fammi sapere sotto nei commenti e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, a presto!